Buonasera, alle principali notizie. Scandalo sanità, nuovo ordine di arresto per Ninni Sciacchitano, il commercialista esperto della regione che secondo la procura di Palermo avrebbe gestito un sistema di corruzione sistemica, 5 in tutto gli arresti e 7 gli imprenditori campani interdetti. A Messina è stato arrestato uno stalker che perseguitava una donna conosciuta in chat e mai incontrata. In Sicilia è di nuovo caro voli, prezzi aumentati di oltre il 900% per le tratte da e per l'isola durante le feste di Natale. Dal 10 al via la vendita dei biglietti del Sicilia Express. A Catania dal 1 gennaio aumenterà la tassa di soggiorno, incrementi per le case vacanze e per gli hotel di lusso. Denunciati i titolari di 3 oleifici del Palermitano per sversamento di materiale inquinante nel fiume Eleuterio che sfocia in mare tra Ficarazzi e Bagaria. Il Natale per tutti è l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio a Catania per la festa solidale e per non lasciare indietro nessuno. Calcio, torna il sereno in casa Palermo, ma gli occhi sono puntati alla trasferta di domenica ad Empoli. In Lega Pro il Catania aspetta il Crotone al Massimino per l'anticipo del venerdì. Toscano dovrà inventarsi qualcosa per sopperire alle assenze di Di Tacchio e con ogni probabilità di Donnarumma. Eccoci, buonasera. E dunque nuovo ordine di arresto per Ninni Sciacchitano, il commercialista super esperto della regione che avrebbe gestito, secondo la procura di Palermo, un sistema di corruzione sistemica proprio in sanità. 5 in tutto gli arresti e 7 le persone, e tra loro anche imprenditori campani, interdetti. Roberta Lunghi. Si aggiunge un capitolo giudiziario nell'indagine sulla gestione degli appalti nella sanità siciliana. Antonio Maria Sciacchitano, detto Ninni, ex componente del collegio sindacale dell'ospedale civico dell'ASP di Palermo, finisce ancora una volta ai domiciliari insieme ad altre 4 persone nell'inchiesta sulle gare d'appalto per la sterilizzazione del materiale chirurgico del civico e per il servizio di noleggio e pulizia della biancheria dell'ospedale Villa Sofia Cervello. Nel nuovo filone dell'inchiesta Sciacchitano avrebbe intascato anche una tangente di 14.000 euro relativa a una serie di presunti accordi illeciti fatti per l'acquisto di macchinari e servizi dalle ditte campane E-Medical e Svas Biosana. Attorno al super esperto sarebbe ruotato un collaudato sistema di corruzione. Il professionista era già stato coinvolto lo scorso giugno nel filone collegato all'indagine Sorella Sanità. Secondo la procura avrebbe ricevuto tangenti per agevolare alcune imprese in totale spregio dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa nel delicato settore della sanità. Con lui, su decisione del GIP di Palermo, Cristina Lobue, vanno ai domiciliari anche gli imprenditori Gaetano Di Giacomo, Massimiliano De Marco, Catello Cacace, già coinvolto nella precedente inchiesta, e Umberto Perillo. Per altri 7 indagati il giudice ha disposto l'interdizione temporanea. Le ordinanze arrivano dopo gli interrogatori di garanzia conclusi il 13 novembre. Il giudice ha inoltre disposto il sequestro di quasi 50.000 euro. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Nicolò Giordano, di 59 anni, che il 27 di ottobre aveva avuto un incidente con la sua moto a Partanna, siamo nel Palermitano. Ricoverato con una lesione alla colonna cervicale e ad alcune costole rotte, per i medici non sarebbe stato in pericolo di vita, ma una settimana dopo le dimissioni dell'ospedale Villa Sofia è morto. Veniamo alla cronaca. Perseguita una donna conosciuta in chat ma che non aveva mai nemmeno incontrato. Arrestato così un uomo a Messina. Francesco Triolo. Prima uno scambio di messaggi sui social, quindi veri e propri comportamenti persecutori con numerose ed insistenti chiamate, messaggi e video realizzati anche con l'intelligenza artificiale a tutte le ore del giorno e della notte, con toni anche minacciosi. Così, anche se non si sono mai incontrati fisicamente, una donna di 55 anni bergamasca ha denunciato un 56enne messinese che è stato arrestato per stalking. L'uomo, fuggito dai domiciliari, adesso è finito in carcere. La denuncia della donna è scaturita dopo il provvedimento di avvertimento della stazione dei Carabinieri di Curno e gli atti persecutori si sarebbero verificati tra la scorsa estate e il mese di novembre. Il provvedimento del GIP di Bergamo è stato eseguito dai Carabinieri di Messina, che hanno predisposto un servizio di vigilanza per monitorare i suoi eventuali spostamenti.
Il giorno dopo l'uomo è stato sorpreso mentre si allontanava dalla propria abitazione ed è stato arrestato per evasione. La procura bergamasca quindi ha chiesto un aggravamento della prima misura e ora lo stalker si trova in carcere, deve rispondere di atti persecutori, a seguito del quale è stato attivato il protocollo Codice Rosso da parte della procura di Bergamo. In Sicilia è già tempo di caro voli con più 900% per le tratte da e per l'isola durante le feste di Natale. Dal 10 al via anche la vendita dei biglietti del treno Sicilia Express. Sentiamo Luca Ciliberti. Volare durante le festività natalizie costa fino al 900% in più rispetto alle normali tariffe aeree. Sul caso il Codacons ha presentato una nuova segnalazione all'Antitrust, al Ministero dei Trasporti e all'ENAC. Altre associazioni dei consumatori, Assoutente tra questi, ha monitorato l'andamento dei prezzi delle tratte aeree in partenza dai principali aeroporti italiani diretti al sud. Nel periodo tra fine dicembre e inizio gennaio, a cavallo tra le feste natalizie e Capodanno, le tariffe schizzano centinaia di euro per un volo che normalmente durante l'anno, prenotato anche con poco anticipo, costerebbe poche decine di euro a tratta. Anche quest'anno le speculazioni delle compagnie aeree costringeranno tanti giovani studenti e lavoratori siciliani a valutare attentamente se trascorrere le festività con le proprie famiglie. La politica sembra disinteressarsi completamente del problema, addirittura c'è chi lo minimizza. La regione siciliana da tempo si muove per mitigare i prezzi, soprattutto nel periodo di alta stagione. Alcune compagnie aeree in fase di prenotazione, per esempio, applicano già degli sconti per i residenti. In assenza di continuità territoriale che garantirebbe prezzi fissi durante tutto l'anno, la logica resta quella commerciale, domanda e offerta. I costi non aumentano solo per i voli, ma anche per i treni e per il carburante. Insomma, tutto sembra disincentivare gli spostamenti non programmati da e verso la Sicilia nel periodo più caldo dell'anno. Anche per Natale 2025 la regione siciliana ha rinnovato con 225.000 euro la convenzione con Trenitalia chiamata Sicilia Express, un convoglio speciale che dal nord Italia porta i pendolari fino in Sicilia a prezzi calmierati. La vendita comincerà il prossimo 10 dicembre. E a Catania dal 1 gennaio aumenterà la tassa di soggiorno con incrementi da 1,55 euro per gli hotel di lusso e le case vacanza. Tonino De Mana. Un altro balzello, questa volta a carico dei turisti, o un adeguamento ai costi alla tassa di soggiorno che va ad equipararsi ad altre città. In un modo o nell'altro, il 1 gennaio 2026 chi dovrà soggiornare a Catania pagherà di più, naturalmente in proporzione al tipo di struttura ricettiva, con aumento di 1,50 per i B&B fino a 5 euro a persona per gli hotel di lusso. Immediate le reazioni. Il primo a prendere posizione Franz Cannizzo, presidente di Abetnea. Catania, molte mete della Sicilia sono diventate care quanto Monte Carlo e quindi tutto questo non può che far molto male al turismo catanese, al turismo siciliano. Infatti noi prevediamo per il mese di dicembre un crollo verticale. Molti nostri associati preferiscono pagare loro la tassa di soggiorno che invece spiegare che comunque questa serve ad offrire dei servizi migliori in questa città. Famiglie con bambini al seguito, 3-4, devono rivedere un pochettino i conti. Certamente, perché incide anche per decine e decine di euro per una famiglia numerosa. Rideterminazione dovuta, spiega Giovanni Magni, presidente della Commissione Consiliare Turismo. È un adeguamento perché Catania aveva tra le tasse di soggiorno più basse in Italia rispetto a tantissimi comuni anche siciliani. Conti alla mano, si prevede un'impennata del 30% per un introito nelle casse comunali che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. Denunciati i titolari di 3 oleifici del Palermitano per sversamento di materiale tossico nel fiume Eleuterio che sfocia in mare tra Ficarazzi e Bagheria. Desira Ferlito. 3 oleifici situati nei comuni di Belmonte Mezzanio e Misilmeri sono stati sanzionati e denunciati dal Corpo Forestale della Regione Siciliana per scarichi illeciti che hanno causato un grave inquinamento delle acque del fiume Eleuterio che sfocia in mare tra Ficarazzi e Bagheria. L'intervento è scattato lo scorso 19 novembre, in piena stagione olearia, dopo un monitoraggio durato diverse settimane, fino all'intervento d'urgenza, a seguito di campionamenti che hanno appurato il grave inquinamento nelle acque dell'Eleuterio.
L'eccezionale produzione olivicola di quest'anno ha spinto molte strutture a lavorare a pieno regime e qualcuna ha scelto di smaltire illegalmente le acque di vegetazione direttamente nel fiume. Il personale dei distaccamenti forestali di Bagheria, Piana degli Albanesi e Ficuccia, assieme ad altre forze di polizia, hanno operato tempestivamente per salvare la fauna fluviale. Centinaia di esemplari, pesci, anguille e altre specie sono stati recuperati e rilasciati in acque più salubri. Inoltre si è proceduto a intensificare i controlli. Ispezioni a tappeto sui frantoi di Misilmeri e Belmonte Mezzanio hanno portato all'individuazione dei responsabili che sono stati denunciati. A Catania stamattina è stato svelato una parte della facciata del Palazzo degli Elefanti. Il sindaco trantino dice: riportato il colore storico, il prospetto affascina tutti. Tonino De Mana. Ore 11, tutti con il naso all'insù, in una piazza Duomo gremita. L'appuntamento era di quelli da cerchiare il rosso ed in effetti l'attesa non è stata delusa. Conto alla rovescia, musica ed di stupore di grandi e piccoli per la consegna dei lavori del prospetto principale del municipio di Catania, progettato da Vaccarini nel XVIII secolo durante la ricostruzione successiva al terremoto del 1693. Parola al primo inquilino di Palazzo degli Elefanti. Diciamo che è una novità rivolta al passato, una ricostruzione filologica grazie ai nostri lavori pubblici, all'architetto Persano, alle intese con la sovrintendenza. Si è ricostruito quale fosse il colore storico di Palazzo degli Elefanti, un municipio che affascina e abbaglia tutti quelli che lo vengono a vedere. Di stupore dei bambini dice tutto. Assolutamente, ma non credo che fossero solo dei bambini, anzi devo dire che i più anziani, che conoscevano ancora meglio quel colore marroncino di prima, saranno rimasti ancora più stupiti. Qualcuno magari avrà qualcosa da ridire, ma questo è inevitabile. Gradazione dei colori della facciata rispetto agli altri storici edifici che ha sollevato un mini dibattito. Ma sicuramente è straordinaria, però a confronto a tutto il resto che c'è in Piazza Duomo mi sembra troppo chiaro il colore. No, diventerà scuro col tempo. Forse è meglio aggiustare prima quelli là più scuri, oramai questo è buono. Ultimate le opere strutturali, si sta completando il rifacimento dei prospetti ed il restauro dell'apparato decorativo del palazzo, valorizzando i particolari dell'edificio e l'inconfondibile barocco di Piazza Duomo. Nei prossimi giorni via alle altre impalcature del prospetto centrale. Una breve pausa e poi il Natale per tutti della comunità di Sant'Egidio di Catania. Il Natale per tutti è l'iniziativa promossa anche quest'anno dalla comunità di Sant'Egidio di Catania per riaprire le porte della festa a chi è solo, e poi anche un ricco programma solidale per non lasciare indietro nessuno. Desiree Ferlito. Anche quest'anno la comunità di Sant'Egidio conferma la sua iniziativa Il Natale per tutti, aprendo le porte delle feste a chi vive situazioni di povertà, solitudine e fragilità. Il Natale è anche un momento in cui si rinnova un patto nella società, in cui si guarda con uno sguardo nuovo al mondo dei poveri, e apparecchiare la tavola del pranzo di Natale significa non solo servire i tanti poveri che camminano con Sant'Egidio, ma appunto proporre alla città, in un tempo anche segnato dalla corruzione come abbiamo visto, di non dimenticarsi dei più poveri. A Catania il progetto si concretizza con l'allestimento di tavole imbandite, pacchi spesa, ma soprattutto momenti di condivisione che coinvolgono chi è solo. Non basta loro dare qualcosa, consegnare un pacco o consumare un pranzo fugace, c'è bisogno di passare delle ore insieme, delle ore serene, perché il vuoto non si avverta. Tra le iniziative il pranzo di Natale, un pasto caldo e un gesto di vicinanza che raggiunge senza tetto. I poveri a Catania sono tanti, le povertà sono varie e io credo che nessuno rimanga mai totalmente solo, perché 365 giorni su 365 c'è sempre questa attenzione. La comunità di Sant'Egidio da oltre 30 anni è presente e vicina a chi soffre tutto l'anno, grazie al lavoro incessante dei volontari. Il Natale per tutti è solo una delle attività messe in campo che testimonia come la solidarietà possa fare la differenza, restituendo dignità a chi ne ha più bisogno.
Per gli spettacoli Marco Masini ad Agrigento, per celebrare i suoi 35 anni di carriera, al Palaforum dello Sport Village, il cantautore toscano ha portato il tour Ci vorrebbe ancora il mare, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni e grandi successi. Davide Sardo. Dal 1990 al 2025 Marco Masini ha fatto tanta strada e ad Agrigento ha festeggiato 35 anni di carriera con il tour Ci vorrebbe ancora il mare, portando musica ed emozioni al Palaforum dello Sport Villa. Sul palco ha ripercorso i suoi brani più amati, da Disperato, che lo fece vincere a Sanremo, a Ci vorrebbe il mare, fino ai successi come Bella stronza, Perché lo fai, L'uomo volante, e poi ancora altri pezzi che hanno segnato la sua carriera, cantati a gran voce da tutto il pubblico. Un concerto coinvolgente, pieno di energia, che ha unito generazioni diverse. Masini ha regalato ad Agrigento una serata intensa, semplice e vera, proprio come la sua musica. Una breve telefonata, lo sai bene che siamo amici. Breve pausa, ampia pagina dedicata allo sport con le squadre siciliane. Eccoci al calcio, grazie alla vittoria sulla Carrarese è tornato il sereno in casa Palermo, ma adesso occorre la continuità che passa anche dalla trasferta di domenica a Empoli. Marco Gullà. Per capire se il 5-0 rifilato alla Carrarese avrà guarito il Palermo ci vorranno altri esami, a partire da quello di domenica al Castellani contro l'Empoli dell'ex Dionisi. Il Palermo ha vinto e convinto, poi Giampaolo ha segnato una tripletta e anche i centrocampisti come Segre e Palumbo si sono sbloccati. Ma adesso per il rosanero occorre avere continuità. Sì, sarà una gara molto difficile come tutte, e la prepareremo, lavoreremo in maniera intensa e saremo cercheremo di farci trovare pronti e sicuramente e cureremo sempre ogni minimo dettaglio in settimana, perché il lavoro svolto in settimana poi si rispecchia il weekend. Re della serata di sabato Joel Poyampalo, che con i 3 gol segnati è in testa alla classifica marcatori. È più un assist, non solo la tripletta, ma sì, naturalmente per me tripletta è sempre molto emozionante, sempre importante. E oggi va una grande giorno per me va di prima volta che mio papà va al stadio. E per i rosa inizia la marcia verso la gara di domenica. Il Catania, capolista, gioca in anticipo nella terzultima giornata di andata. Venerdì arriverà al Massimino il Crotone. Toscano dovrà inventarsi qualcosa per sopperire alle assenze di Di Tacchio e con ogni probabilità anche quella di Donnarumma. Marco Carli. La corsa è già cominciata, il match serale di venerdì con il Crotone lo impone. Ci sarà di sicuro il pubblico delle migliori occasioni, ci sarà un Catania in vetta alla classifica che dovrà fare tesoro della vittoria di Picerno e confermare tutto ciò che di buono ha raccolto finora in casa. Non è una partita semplice per il valore dell'avversario in primis. I pitagorici hanno vinto l'ultimo match con il Giuliano e hanno passato il turno in Coppa, ma vengono comunque da un mese altalenante e soprattutto da un periodo difficile fra fine ottobre e inizio novembre. I punti in classifica sono 24 e testimoniano la qualità del gruppo di Longo. Il Catania però vuole proseguire la sua corsa e sarà costretto a farlo ancora con assenze determinanti. Di Tacchio è squalificato e non ci sarà Donnarumma dopo il malanno subito a Picerno. Si è fermato per tempo e si lavorerà per provare il recupero per potenza. Scelte possibili per Toscano se l'assenza dell'esterno verrà confermata. Possibile Quaini a destra in difesa con Di Gennaro e Allegretto. Celli sull'esterno come è successo a Picerno dopo l'uscita di Donnarumma. Con Corbari in mezzo, André Bimenez e poi da Ausilio Stoppa da trequartisti insieme a Lunetta alle spalle di Forte. Troppo presto ovviamente per azzardare probabili schieramenti, anche perché qualche possibile sorpresa in positivo potrebbe arrivare da Raimo per esempio, ma è una probabilità forse remota, non una certezza. Quella è rappresentata dalla stagione del Catania finora e dal gruppo che fa fronte alle difficoltà e resta lì, un lavoro che prosegue con l'obiettivo focalizzato sul Crotone.
E quella di ieri non è stata una domenica felicissima per le altre siciliane di Serie C. Vediamo cosa hanno fatto Trapani e Siracusa. Francesco Triolo. La conferma che il Trapani cercava dopo la vittoria col Foggia non è arrivata. I Granata hanno pareggiato 1-1 al provinciale contro il Monopoli, pagando le tante assenze, ben 7 titolari, tra cui quelle dell'ultima ora di Negre e di Noia. Il pari finale porta la firma di Fischnaller, che aveva portato avanti il Trapani, e poi quello dell'ex Fall, che ha trasformato il rigore del definitivo 1-1. È stato questo il momento clou del match, perché i Granata hanno accusato il contraccolpo psicologico ed iniziato a subire le ripartenze del Monopoli, che sino a quel momento aveva fatto vedere poco. I pugliesi hanno anche rischiato di vincere la partita sempre con lo stesso Fall, che nel finale ha sfiorato la traversa. La Ronica deve fare i conti anche con gli infortuni di Ciufferi e Fischnaller stesso, che sono da valutare, ma si tiene stretto il punto che almeno gli consente di stare a ridosso della zona playoff, e questa settimana è probabile l'arrivo della decisione del Tribunale federale sul secondo deferimento per irregolarità amministrative. Non sorride nemmeno il Siracusa, che confidava di portare a casa un risultato positivo dalla trasferta lombarda a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23, e invece la squadra di Turati si illude soltanto perché dopo 9 minuti va avanti con il rigore trasformato da Molina e assegnato per un fallo di Comi su Racine e Ba. Poi i bergamaschi iniziano la rimonta nel recupero del primo tempo con Levac, nella ripresa quindi il sorpasso di Navarro e il tris di Misitano. Il Siracusa torna a casa quindi senza punti e con la consapevolezza di dover reagire immediatamente. Il prossimo impegno vedrà gli azzurri ospitare il Foggia in una sfida che potrebbe pesare molto sul loro cammino stagionale. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.